Oggi ci troviamo all'interno del Parco Naturale Paneveggio Palle di San Martino. Abbiamo lasciato la macchina all'inizio della Val Venegia e oggi faremo un giro circolare e la nostra meta è la Baita Segantini. Meravigliosa sarà la vista sul gruppo delle Palle di San Martino. Siamo arrivati in fondo alla Val Venegia e ci troviamo ai piedi di questo spettacolare gruppo delle Palle di San Martino. Ora noi proseguiamo il nostro cammino sulla strada forestale ben innevata e battuta. Bello! Ed eccoci qui arrivati alla caratteristica Baita Segantini. Bella col suo bel terrazzo panoramico verso le Pale di San Martino e bellissimo vedere l'imponente Cimon della Pala. Da qui ora continuiamo sempre su una strada forestale e verso Rifugio Capanna Cervino, per poi portare a conclusione il nostro trekking. Arrivati a questo punto dobbiamo abbandonare la strada forestale che porta a Passorolle per prendere la strada alle mie spalle verso Malga Iuribello. Poco prima di arrivare a Malga Iuribello si prende il sentiero verso Malga Venegia.
Abbiamo concluso il nostro giro ad Anello e siamo ritornati alla Malga Venezia. Adesso ritorniamo alla macchina. Siamo arrivati così a conclusione della nostra camminata. È stato un trekking semplice, comodo perché abbiamo camminato su una strada forestale ben battuta, in un paesaggio invernale davvero meraviglioso e anche con dei bei panorami. Qui noi ora vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!